Ancora una buona domenica a tutti, 11.33 da Radio Bella Monella, Radio Peter Pan, terzo livello da Grande Mela, Gol de Ponta, messaggi arrivati al nostro 338 99 43070. Ciao, buona domenica Butei, caro Tony, a casa mia comando me, decide Memoyer e me fiore fa quel che vuole. Claudio da Maran, ok, grazie Claudio di questo messaggio. E un messaggio per il Bifido da Alessandro. Ciao Bifido, cosa farai di bello l'ultimo dell'anno? Adesso magari glielo chiediamo subito, infatti ci colleghiamo con casa Bifido e casa Nonno Taddeo. Sentiamo se è in linea. Sì, pronto, ciao. Ciao, chi è? Stammi attento. Chi Ho sei? una domanda per te. Sì, dimmi. Però devi essere sincero. Sì, vabbè. C'è l'ulite? No, vabbè, no. Guarda, ho detto chiaro e tondo. Ho capito. C'è l'ulite? No, non c'è l'ulite, sai, ok? Seiti? Sì. Guarda, mi fai cosa perché seiti a mentire. Allora, ti ripeto, io sono buono, calmo e tranquillo. Sì, dimmi ed tutto, educato. certo. Se poi. c'è l'ulite, Sì. me lo devi dire. Vabbè, allora te tutto lo si dirò. sistema, ne Te lo dirò, parliamo da persone intelligenti. Sì, va bene. Se invece seiti a dire che non c'è l'ulite, vecchio, io prendo su, Sì? ok? Cosa fai? Vengo lì, Sì? ti prendo dal coratino, vecchio, Sì, certo. e ti faccio la faccia come un paiuolo. Non ci credi? No, non ci credo. A parte che devi stare tranquillo, non alzare la Ma che voce, cazzo non, cosa stai dicendo? non alzare la voce con me. Sto parlando forte io. Chi Ti ho offeso? No, per caso no. ti ho offeso. No, Io ma ti ho solo chiesto, ma- c'è l'ulite? Ma non si allora, può più dire. se mi dici Sì, la verità, sì. tutto si sistema Va qua. bene, ok. Altrimenti vengo lì e la sistemiamo Ho da capito. uomo. Va bene, Ascoltami, sì. Ascolta, Non si può ti ho- più. ascolta un attimo, Ma ma di- io ti ho offeso. No, adesso mi dici, se io ti ho offeso, vecchio. Ma non ho neanche allora- parlato. Allora, ascolta. Sì, dimmi. Vabbè, ok, allora vengo lì. Allora, metto su, vengo lì. Va bene, ciao. Sì, fa il furbo, ciao. Non se ne può più. Allora, ci colleghiamo con casa Bifido e aspetta però che prima do un giro di chiave alla porta che non arriva qualcuno sul serio. Pronto? Pronto? Sì, ciao Bifido. Ciao Bifido, come stai? Posto me. Sono Cielo che lì. sono un po' preoccupato. Perché non racconti? Sì, appunto, non ho fatto niente. Ma ci pica, sono un po' no, ma si è preoccupato. acciappato mai. Ci ha preso ma malissimo. cattivi che robe lì, E cosa gli ho detto? no, insomma, dai, l'ha sentito tutti. Ma cosa? Non lo so chi c'è. Cosa? Cosa? Cioè, lui ti chiede se è una persona, se te la ciappi mai. Ma guarda che era uno scherzo. Secondo me sei un po' permaloso. No, figurati, ma a parte che Te sei un po' permala. No, sì, perma. No, non me la son presa comunque, dai, non Ho capito. Beh, Senti insomma, Bifido, io allora non vorrei miei salire in radio perché sto qua a fare sul serio. no, ho chiuso la porta, comunque ho dato un giro di chiave. Com'era? Tutto bene, te come stai? Insomma, è abbastanza bene. Allora, oggi che fai di bello? Sentiamo, Bifido. come fa? Oggi ti sei, voli in televisione. Ah, vai in TV, Telerena, bravo, sì. bravo. Che è la Serie A, insomma. Bravo, Oh, ma a che prima Olindo si sbagliava, vecchio? Cioè, cosa è successo? A che Livorno la giocò ieri, ha vinto come 2-0 contro il Varese. Ah, infatti mi sembrava dalle notizie, ho letto che ho sentito che ha raggiunto appunto la Sverona al secondo posto. Le da Fabi sboccia. Olindo ogni tanto. Scusa, aspetta, abbiamo una telefonata in linea. Forse c'è Olindo. Pronto? Sì, pronto? Sì, ciao Olindo. Insomma, hai sentito? Sì, ho capito, a girare il leone nella piatola, scusa, vai. Insomma, Olindo, porta pazienza. Hai cannato, insomma, non va bene. Allora, sono andato alle paste, non mi ha trovato la casetta. Ho capito. Uno che legge il giornale l'ha occupato. Ho capito. Sì. Di solito tu con le paste sì, bevi un caffè, escono con la casetta. Ho capito. sempre 1,20 € risparmiato. Non sei, sei uno di quelli. Sei uno di quelli che non legge che c'è scritto tenere il giornale solo 5 minuti allora, no? Lo sfrutti. Mi dico che l'andaria è 7 mesi che lì. Ho capito. Vabbè, comunque il Livorno ha vinto. È il campionato dei turrazzoli, era l'ultima pagina. Ho capito. Non so via il tamburè. Va bene, dai, ok, grazie di questo tuo intervento. Sentiamo se c'è il Bifido ancora al telefono, speriamo di sì. Bifido? Sì, già sono ancora qua. Sì, senti. A me mi piace il cannolo, ad esempio, i cannoli è buoni. Sì, sono buoni i cannoli. Poi con la granella, sì, certo. Quella cremina buona, tipo sì. zampagnone, o la nocciola. Buona. Buoni. Senti. Il funghetto, ti piace il funghetto? Quale funghetto? Il funghetto, la pastina. Il funghetto. No, non ho mai assaggiata. Buona? Sì, ho capito. Buona? Sì, vabbè. Sì. Buono funghetto. Senti, mi piace anche la treccia. Vabbè, adesso buonanotte. Tipo la treccia, quella
che hai canditi, però è più una sì. brioche quella lì. Una brioscina, Più una brioscina. brioscina. Vabbè, senti Bifido, ti abbiamo chiamato per sapere... Anche i stronzetti mi piace, tu hai mai stronzetti? No, evito di Io dire la quelle verità. pastine fatte di cioccolata che poi un stronzetto che fa la meccagnetta. Vabbè, Che buoni quelli. adesso... Te fa un po' che mangiare. No, appunto, adesso dalla prossima volta che li vedrò, Però- magari che cambierò idea. Però Ci penserò volevo, un che ne attimo, so, sì. un cabaret che mi dà 4 biglietti, Sì. 5 cannoli e 2 stronzetti. 2 stronzetti, vabbè, insomma, per chiudere. Allora, Bifido, no, intanto Sì. c'era un ascoltatore che ci chiedeva cosa fai l'ultimo dell'anno. L'ultimo dell'anno sono in ferie. Vai in ferie? Poi in ferie. Addirittura. Poi Ci è che picchia. non so perché dovevo mica un po' sì. di casino là. Ah, sì? Come mai? Dove vai? In Egitto, In Egitto. a Sharm el-Sheikh. Ho capito. C'è qualche missile che passa. Non vorrei mica andare lì al bar e dire, saluto, una granatina, dico, magari sul tavolo, dico, Appunto, no, dico sì, sarebbe, no, infatti forse... vuoi telefonare sì, a chi? alla cosa, A chi è? come si chiama la butella lì, la farnesina? Vuoi telefonare alla fornaretta e io dico, ascolta, sì, era ascolta, sì, ma come senti. siamo messi? Perché mi in qua, Egitto. Qua non, dicono non che... vorrei cosare, certo. ma via con mio nonno, insomma, vedremo. Vai col nonno porto Taddeo. il nonno a sbannare. Fantastico. I ga ordinali insabbiature. Allora lo porti a Sharm, dove vai? Sharm a Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh. Bello, fantastico. Dopo farò magari che ne so una gita anche alle piramidi. Bello. Perché ho detto no, stammi a andare via con i soldi ti scambia per una mummia. Sì. Aveva fatto male al collo, si aveva affassato. Sì. Ho capito. Pensava tutto a came. Certo. Vabbè, sì. Cosa fa il messaggio promozionale? Devi fare il messaggio promozionale. Ho capito. Bevande Verona. Certo, allora aspetta un attimo che... La birra. Eccolo qua. Bella schiumetta della birra paulana, Bella. Oh. Le buona, le buona, le la Sì. cava la sé. Fresca. Secondo te che magari un po' di palteca, Sì. e te la bevi proprio la te rischiara, La proprio. mia rischiara, Più una fantastico. leggerina, cioè la mia si può berla tranquillamente in tutte le stagioni. Ho capito, allora. Anche calda, ad esempio in inverno te Sì. la scaldi nei pignatini, invece Addirittura. è buonissima. Anche quello. Buonissimo. Fantastico. Allora, Bevande Verona che Sì. ci offre la birra paulana, perché Bevande Verona è esclusivista per Verona e provincia della birra paulana, che ti offre le serate del bifido. Allora, sabato 24, quindi sabato prossimo, è il Sì. bifido, cena col bifido alla locanda di Vinis de Cerea. Per informazioni e prezzi e tutto quanto e per prenotazioni andate sul sito www.sitobifido.it. Bello, sì. Stessa cosa per il 1° dicembre. Sì. Il 1° dicembre è il bifido, sempre a cena col bifido alla cascina del parco di Legnago. Anche lì per informazioni segui lo stesso percorso. Certo, sitobifido.it. Ok, va bene. Ecco. Perfetto, dai. Io finì. Grazie, sai. Posso andare anche fuori da Iovi? Va bene. Okay. Grazie Bifido, ciao, ci sentiamo. Ciao, stava bene, vai letto su e mettete in bolla. Grazie, Ciao. sempre chiaro, sempre schietto il nostro Bifido. Però adesso, se non sbaglio, abbiamo il collegamento con due grandi tecnici, perciò cominciamo subito con il primo, dovremmo averlo in linea. Sì, eccolo qua, Serse Cosmi, buongiorno mister. Ciao, sono Genoveffa, per caso c'è Nerentola? No, è andata via. Niente, perché vabbè, sta qua una scarpetta, allora. Ciao. Ciao Genoveffa. Vabbè, sentiamo se c'è Serse Cosmi al telefono. Pronto Serse, ci sei? Pronto? Ehi là, carissimo. Buongiorno. Caro Serse, come va? Abbastanza bene. Allora, niente, pronto per la partita di oggi? Sì, oggi gioco il Siena. Col Siena. Non mi ricordo più con che caso gioca. Vabbè, insomma, comunque sei pronto per la partita, sì. Io lo provo tu. Come hai caricato? Col Pescara. Col Pescara. Come hai caricato i giocatori? Una partita tosta. Sì. Tosta? Sì. Una partita da prendere con le molle. Sì. Prende con le molle, però sì. ho allenato i miei calciatori. Sì. Li ho allenati bene. Sì, come li hai spronati? Come li sproni? I tuoi giocatori come li sproni? A me se date nel culo. Come so? Certo. Allora, no, se non godi, allora già c'è la fortuna di fare il calciatore. Sì. Giusto. C'è la fortuna di fare il calciatore e che fai? Mi vieni a battere la fiacca. No, dai, non si può, allora praticamente io cosa faccio? Li alleno, cerco di spronarli e ovviamente se un
calciatore non mi segue e non mi obbedisce, vedo che batte la fiacca. Che fai? Come se gli faccio il Lopez. Scusa? Il Lopez. Cioè, cos'è? Gli do i pugni nel muscolo. Ho capito. E dopo vedrai se non corri, perché per fartelo passare il male devi correre. Ho capito. Comunque insomma, Vabbè, vediamo, noi in classifica dobbiamo fare assolutamente punti. Certo. No, assolutamente fare punti, eccetera. Quindi che te devo dire? Volevo dire una cosa. Sì. Volevo dire una cosa. Anche i saporelli sapori sono buonissimi. Ah, sì? Volevo aggiungere anch'io il pan forte. Ho capito. Il pan forte è buonissimo. E invece a Perugia, dove sto io, è il pan pepato. Pan pepato, buono. Il pan pepato è buono, eccetera. Ma a me piace più che altro le pastine secche. Ah, ti piacciono? Sì, perché senti, io quando mangio le pastine secche la sento ancora. Sì, certo. Senti, come vedi quando mangio le pastine secche mi piace sì, così. certo. Posso chiederti una cosa? Certo. Cioè, cosa fai in privato? Non mi chiedere la taglia del collo della camicia. Ecco. No, perché praticamente non trovo mai. Allora, se mi compro la taglia del collo della camicia che mi va giusta, che riesco a bottonarla, le maniche mi vanno fino ai calcagni. Ho capito. Allora tipo farmele fa proprio te le tiri su, oppure le imbottono al penultimo bottone. Bravo, esatto. Senti una cosa, ma Serse Cosmic porta il cappellino anche in privato? Ma sempre? come porti il cappellino bella bionda? E certo, lo porto dappertutto, è il mio simbolo. È il tuo simbolo. È il mio simbolo, ormai è uno stile, capito? Ho capito. Il cappellino, la sciarpetta, eccetera. Ho capito. Mi hanno detto che sto bene così, allora lo faccio. Va bene, dai. Va bene. Ok. Senti, Serse, niente, ti salutiamo. Devo scappare, certo. Sì, ciao. Speriamo di sentirti ancora la prossima volta, va bene? Ecco. Sì, certo. Va bene? I stronzetti li prendo pure io. Ok. Ciao. Va bene, ciao. Dai, sentiamo ancora se c'era una telefonata velocissima, mi sembra, proviamo a sentire. Pronto? Ciao, Sì. sono al parco giochi. Senti, c'è Chino. No. Niente, vabbè. Va bene, ok. Ciao.